Noi cavatori, io faccio parte della seconda generazione, ma fortunatamente abbiamo già la terza in azienda. Eravamo etichettati come i devastatori dell'ambiente, credo, una cinquantina di anni fa. Oggi hanno cambiato nome e siamo i trasformatori dell'ambiente. D'altronde la ghiaia serve per le opere pubbliche come quelle private e c'è sempre più attenzione al ripristino ambientale e all'ambiente in generale. Oggi chi è rimasto dopo una lunga selezione sono di veri professionisti. Oggi mi fa piacere di aver aperto la cava al pubblico ed è un po' la copia di quello che abbiamo fatto alle Bandie, che ha fatto mio padre Remo. Vogliamo fare un contesto molto vicino al turismo, allo sport e alla natura. Dobbiamo far convincere la gente, l'opinione media, che i cavatori è un'entità utile al territorio, non solo come PIL o fabbisogno, ma anche come trasformazione. Basti pensare che le casse espansione, visto che sempre più parliamo di alluvioni, oppure i ripristini delle frane. Cioè è il stesso settore, gli stessi mezzi, le stesse compagini. E qui la cava sarà fruibile quindi dal pubblico? Io vorrei portare a stralci, perché per forza di cose oggi siamo riusciti a entrare, perché ho sospeso l'attività per una normativa giustamente della 626 sulla sicurezza. Per far entrare il pubblico come le Bandie devo stralciare a collaudo e la cava si trasforma a zona turistica.